Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Abbiamo oggi, potremmo chiamare la strana coppia, poi spiegheremo perché. Comunque sono due artisti importanti a livello musicale, Riccardo Ruggio in basso, accanto a me Maurizio Rossi, che sono due amici che ritroviamo volentieri. Ciao, buonasera a entrambi. Ciao, Ciao buonasera, a grazie per tutti. l'invito. Ciao Fabri, ciao Mauri. Ciao Ricky. Allora, perché ho definito la strana coppia? Perché uno è un cantautore come il conosciamo noi, cioè persona che compone, che crea la propria musica, che se la produce, e ha incontrato un DJ, producer, artista quale Maurizio Rossi, ed è uscito un singolo praticamente riadattato, remixato, che poi ascolteremo insieme, che è Ecco l'estate. Innanzitutto, come vi siete trovati? Come è scattata la scintilla? Quando vi siete incontrati? Dico io, Parlo io, parli tu, dai. Mauri. Sì, dai. Parla... Allora, c'è stato un periodo che io frequentavo e facevo le live insieme a Emanuele Martellotti su YouTube, e in una sera è apparso Riccardo come ospite a parlare della sua musica, eccetera, eccetera. E lì, ridendo e scherzando, è nata questa, diciamo, collaborazione, nel senso che dopo quell'incontro lì mi hanno contattato lui e Francesca e hanno detto: oh, ma che dici, facciamo, disfamo, famo. Ed è nata questa cosa qua. Io ho accettato, perché comunque mi ha proposto di rimettere le mani su Ecco l'estate, e io ho detto: cavoli, questa è una sfida, perché non è un brano facile da rendere, diciamo, da ballare, ecco, no? È stata dura. Mi ha fatto veramente tirar Penale. fuori di tutte le mie forze, ho dovuto metterci su, perché comunque lì, sai, io arrivo dal mondo della dance, ho fatto il DJ e tante altre cose, però questo brano, farlo entrare in discoteca è dura, perché sono i classici brani con il testo propenso a far divertire la gente al mare, in spiaggia, cioè non è club. E allora è stata dura, è molto dura, perché ho provato a farlo proprio classico dance, però andavo a rovinare l'artista, e siccome io odio rovinare gli artisti, ma voglio dargli quel tocco in più, ho accettato, ed è nato quello che è con l'estate rework. E mi sembra che Riccardo sia contento del mio lavoro. Almeno lui e Francesca sono contenti. No. Guarda, ti posso assicurare che se tutte le persone che finora hanno ascoltato il brano, comunque ti posso assicurare senza nessun tipo di adulazione gratuita, ti posso dire che veramente il brano sta piacendo tantissimo, anche addirittura hanno già iniziato a prendere in qualche villaggio anche come colonna sonora di qualche villaggio turistico, ci hanno già dato alcune risposte, quindi segno evidente che gente che poi tra l'altro che non ci deve nulla, anche perché è giusto anche così, io sono sempre per la meritocrazia, quindi una canzone se merita è giusto che vada avanti, se non merita è giusto che si fermi, cioè, fondamentalmente è così. Poi che piaccia a noi, agli autori, io penso che sia anche un po' tra virgolette scontato, però poi il banco di prova alla fine sono gli utenti e gli ascoltatori. Però Riccardo, perdonami, Maurizio ha detto una cosa importante. Prendere un brano proprio cantautorale e renderlo da dance, diciamo, per far ballare, volgarmente detto, non è una sfida facile. Ma quando tu hai incontrato Maurizio, Riccardo, avevi già in testa quell'idea, o invece è stata così la chiacchierata che ti ha fatto sviluppare l'idea del perché no? Allora, no, sinceramente, allora, siccome la canzone fa parte del primo album che avevo pubblicato nel 2010, che si intitola L'amore, addirittura il mio arrangiatore di allora, Francesco Di Tullio, lui voleva già da allora impostarla da subito come canzone da discoteca. Io invece mi ero opposto, perché essendo il mio album d'esordio cantautorale, avevo detto: allora non facciamo
una scarpa e una ciabatta, nel senso che all'interno di un album che è completamente cantautorale inserire un brano dance che stacca tantissimo con tutti gli altri brani mi sembra un po' azzardato, essendo ovviamente un album d'esordio. Quindi è stata accantonata l'idea in un primo momento. Però vedi, dopo anni, sono passati adesso quasi 14 anni, l'idea vedi, ci è rivenuta in mente perché comunque ascoltando una canzone che ovviamente è un arrangiamento cantautorale a tutti gli effetti, però questo non toglie, abbiamo perso Fabio un secondo, però questo non toglie ovviamente che la canzone si possa adattare, perché oggettivamente è una canzone, diciamo, molto allegra, molto spassosa, tipicamente estiva. Comunque il testo parla un po' della vita alla spiaggia, diciamoci le cose come sono. E quindi, ma ciò non toglie che fosse veramente una bella sfida, perché la canzone, essendo stata impostata anche metricamente per come è stata pensata e cantata, oggettivamente era difficile, non era un compito facile. Ecco perché Maurizio ha ragione in pieno, perché poi anch'io mi sono reso conto che oggettivamente non è facile e non è stato facile metterla diciamo in musica in versione disco dance, chiamiamole come vogliamo, visto che sono uscite le due versioni comunque. Quindi sì. Però è stato grande merito di Maurizio, che ha saputo trovare, secondo me, anche diciamo, la chiave di volta nel trovare proprio, diciamo, il bandolo della matassa, perché con un semplice, che poi tra l'altro che quello che ha fatto la differenza è trovare questo sorta di fischio, diciamo, che poi caratterizza poi anche il brano, soprattutto all'inizio, e lo rende riconoscibile immediatamente. Questa è stata, secondo me, la trovata geniale di Maurizio. Maurizio, perdonami, è stato più difficile rimetterci in mano ex novo oppure adattarlo sulla base di quelli che erano i tuoi gusti e quelli che ovviamente potevano essere quelli di Riccardo? Direi che è stato difficile mantenere l'anima del brano originale. L'anima del brano originale era spensierata, no? E il testo, come l'ha cantato lui proprio nel brano originale, portava lontano da quello che era, appunto, come ha detto lui prima, dal mondo della discoteca. Io quando parlo di discoteca parlo ambiente dove la musica ha sì il cantato, ma molte volte il cantato è soltanto uno strumento, non è... Diciamo che c'è più una casa qua, un casa in quattro con qualche campionamento. Diciamo che rispetto agli anni 90, dove le canzoni che andavano erano molto cantate, perché vedi Because the Night, I Say Yeah, per dire due a caso, giustamente, poi vabbè c'era tantissime canzoni cantate, della gente in discoteca cantava. Man mano che gli anni 90 sono finiti e si è avvicinata al 2000, i cantati sono diventati sempre più ristretti, monotono, le basi molto proprio andavano tutte dritte, è cambiato proprio il mondo del club, della discoteca. Le canzoni, diciamo, felici come quella sua sono uscite da quel mondo lì e sono andate più sulle piazze, i festival, i villaggi, eccetera eccetera, e quindi ho detto, cavoli, tutti si aspettano un nuovo Because the Night, ma non c'entra niente, perché Because the Night era un pezzo rock serioso che inneggiava la gente a ballare, Qua invece il brano inneggia la gente a divertirsi, a essere spensierati in spiaggia, con tutti i problemi che porta la spiaggia, come dice nel testo, e quindi ho dovuto fare una cosa completamente diversa, e lì è stata la sfida difficile. Ho pensato ai tropici, ho pensato a tutto quello che è spiaggia, bibita, ombrellone e tutto il resto, ecco. Questo l'ho pensato ed è venuto bene. Poi abbiamo fatto la versione, appunto, chiamiamola dance mix, perché in effetti necessitava anche di una spinta un po' più dura, no? più dritta rispetto a quello che avevo fatto, non per la discoteca ma per le grandi feste di piazza.
ecco, lì potrebbe andare veramente, perché c'è il suo ritmo, mantiene quello spirito che c'è nella versione rework, che è più appunto da relax, anche se ti fa ballare pure quella, se dobbiamo dire la verità. E questo è quello che è uscito fuori. Poi penso che l'hai già sentita. Io l'ho sentita, adesso l'ascoltiamo insieme, guarda, anche se, e poi ne parliamo ovviamente anche del video che uscirà, però direi a questo punto di ascoltare la versione rework, perché è quella che mi preme in questo momento far ascoltare, di Ecco l'estate, quindi Riccardo Ruju e Maurizio Rossi, e poi continuiamo. Seduto in riva al mare e penso alla mia vita da giocare, poi scrivo sulla sabbia i miei pensieri, ma un'onda li cancella come fossero di ieri. E come ogni anno sotto l'ombrellone e cruciverba e foto da scattare, come sempre c'è lei che mi chiede se ho ancora altre ragazze da guardare. Ecco l'estate che ci prende la mano, ci piace andare al largo per vedere gli altri lontano, e da queste onde ci lasciamo cullare. È la voglia d'estate in questa notte che ci fa ballare, ci fa ballare. Col vento, le pagine che volano via lontano, sorrido, non mi arrabbio, ci ripenso, o l'estate poi mi sfugge via di mano. Ecco l'estate che ci prende la mano, ci piace andare al largo per vedere gli altri lontano, e da queste onde ci lasciamo cullare. È la voglia d'estate in questa notte che ci fa ballare, ci fa ballare, ci fa ballare. Adesso finalmente chiudo gli occhi e cerco un po' di pace per dormire, ma dopo spruzzi, radio e confusione sento una voce che si mette a urlare. Cocco bello, cocco! Ecco l'estate che ci prende la mano, ci piace andare al largo per vedere gli altri lontano, e da queste onde ci lasciamo cullare. È la voglia d'estate in questa notte che ci fa ballare. Ecco l'estate che ci prende la mano, Ed ecco l'estate di Riccardo Ruju e Maurizio Rossi. Abbiamo sentito la versione, quella definita rework, che dall'aria proprio di sentire le onde, di stare in spiaggia, come dicevi giustamente tu prima Maurizio, del Ciringhito, quindi anche dei chioschetti sulla spiaggia, e in Sardegna qui ne sappiamo qualcosa. Vi chiedo ragazzi, ma questa è una tantum, la butto anche a livello di provocazione, ecco, o può essere l'inizio di un progetto, di un percorso più lungo? Ma io ho anche altre canzoni, ne parlavo con Maurizio credo ieri o qualche giorno fa,
in un altro incontro sul web, che sono fatto insomma questa la stessa domanda più o meno, e la risposta è la stessa, cioè quindi ci sono alcune canzoni che si prestano ovviamente a un ulteriore modo arrangiamento, modo di versione dance, e quindi siccome mi piace anche scrivere comunque sempre con una certa profondità anche per quanto riguarda i testi, però ciò non vuol dire che non si possa convertire una canzone, anche se scritta un pochettino, diciamo, con profondità, diciamo così, e convertirla appunto in un pezzo dance. Ma perché no? Anzi, sarebbe un connubio intelligente, visto che le canzoni di discoteca di ora sono proprio vuote a livello di contenuti, va, diciamo così, se non fosse solo per il ritmo diciamo, per il contenuto musicale più che altro, per l'aspetto musicale. Quindi non sarebbe male magari una ventata di novità anche a livello testuale. Sì, e sarà difficile riuscire a dare lo stesso mood, diciamo, di ecco, l'estate, che è happy, no? Come melodia e come tutto quanto. Quando arriva l'inverno è difficile dare lo stesso mood, no? Quindi bisognerà lavorare in maniera diversa, mantenendo sempre la serenità, no? nel contesto del brano e via dicendo. Quindi faremo delle versioni che sono più invernali invece che estive, no? Assolutamente. Facciamo delle versioni con pace, sereno sotto la pioggia, ecco. Sì, versioni col capoto si chiamano. Facciamo, dai. Versioni col capoto. Allora, no, volevo fare una domanda in particolare anche a Maurizio, soprattutto a Maurizio, anche nella sua veste di producer, perché parlavamo di musica discoteca, Riccardo un po' l'ha sottolineato, che purtroppo, ahimè, ultimamente le canzoni che passano nelle sale da ballo perdono un po', sono molto, potremmo dire standard, ma standard in senso negativo. Tanto è vero che ultimamente, forse negli ultimi anni, stanno trovando spazio remix o dei sample, cioè dei piccoli pezzi di brano, magari remixati, magari campionati in loop, di vecchi brani degli anni 70, brani funky, brani degli anni 80, sta riuscendo fuori Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, cioè, ma perché questo? Perché erano talmente belli da allora portati oggi, oppure perché diciamo che le idee sono sempre troppo poche? Io penso che sia perché si è notato che c'è bisogno di divertirsi, c'è bisogno appunto di essere spensierati, di staccare. Quando uno va al cinema, quando va in discoteca, quando esce, che va a vedere un evento qualsiasi, lo fa per staccare dalla quotidianità, no? Se tu vai in discoteca e c'è solo musica dritta, triste, perché poi anche io ho sentito un bel po' di brani che sono usciti adesso per l'estate, i cosiddetti tormentoni dell'estate. Io non ho sentito tormentoni, cioè sono tutti abbastanza tristi. L'unico forse che non è triste come spirito è quello degli Eiffel con Loredana Bertè, ma è il connubio, perché gli Eiffel sono sempre stati comunque felici, anche in Blu, che sembra triste, perché Blu vuol dire essere triste in Inghilterra, no? In realtà è felice, perché cioè, ti fa cantare, cioè non è triste quella melodia lì. E la Loredana, vabbè, le sue canzoni ha sempre quell'energia incredibile, quindi il connubio ci sta, no? Poi gli altri invece testi veramente, cioè proprio mamma mia che testi, anche volgari, cioè quella non è l'estate, quello è buttar fuori robe così, e sono tutti, ma proprio suonano tristi, tutti con questi timbri molto uguali. E insomma, è quello il motivo, cioè la gente preferisce ballare le tamarrate, come si diceva una volta, cioè quelle che io quando andavo in discoteca, pensa a te com'era diverso una volta, andavo in discoteca, se il DJ metteva YMCA dei Village People, gli tiravi la roba dietro, perché avevi paura di ballare la musica del momento, ma perché era bella la musica del momento. Cioè adesso invece se tu gli metti quella dei ricchi e poveri, se gli metti remixato con la cassa, che poi cosa fanno? Prendono il loop, mettono un groove sotto e via, non è che si chiamano i mashup, no? Queste cose qua. Sì.
non è che stanno a fare chissà che cosa, cioè, però la gente si diverte perché inizia a cantare quelle canzoni lì che sono storia, appunto. Di nuovo, non c'è più nessuno che è capace di scrivere canzoni come quelle lì. Dico, ma cosa ci vuole? Non perché wow, io sono figo, no. Cioè, ma basta essere spensierati, basta fregarsene di quello che è il mercato, fare quello che si sente dentro. E Riccardo è uno così. Riccardo scrive quello che sente, mica quello che gli dicono che deve scrivere o quello che detta il mercato. Cioè, questa è la realtà dei fatti. Quindi ben vengano personaggi come Riccardo, come me, che va avanti, fa quello che sente dentro, e ce ne sono tanti. Troviamo difficoltà magari a uscire? Io non credo, se la gente ha voglia di divertirsi, quindi nel bene o nel male qualcuno ci seguirà tutti quelli come noi che hanno voglia di far divertire la gente, e poi quel che sarà. Questo è un problema, diciamo che è un problema un po' vecchio, quello a cui ha fatto riferimento Maurizio, perché fondamentalmente alla fine poi il mercato discografico, quello che ti chiede, purtroppo il più delle volte sono molti artisti che si prostituiscono musicalmente, e quindi questo è: tu vuoi vendere la tua canzone o vuoi vendere te stesso? Questa poi è la grande domanda, no? Fondamentalmente io voglio vendere, tra virgolette, proporre la mia canzone, però nel momento in cui tu ti accodi a un'idea, a un allineamento, a un'omologazione, stai vendendo te stesso, e questo secondo me non fa parte né della mia persona né del mio stile musicale o della mia concezione neanche di artista, se artista mi posso chiamare, però in generale, e questa è la mia visione poi della musica, perché fondamentalmente nel momento in cui tu ti metti in mano di altri, ok, dove gli altri decidono per te cosa tu devi fare, cosa tu devi produrre e come devi scrivere, normalmente ti stai snaturando, tu non sei più tu stai facendo quello che ti dettano gli altri. Quindi fondamentalmente questa è la triste verità, e questa tristezza si riflette poi fondamentalmente, si riflette anche nei testi delle canzoni che si vedono un po' monotone, un po' in monocorde, sempre anche con gli stessi ritmi, sempre con gli stessi le stesse variazioni, cioè anche le variazioni teoricamente, anche i bridge, che teoricamente dovrebbero anche avere, insomma, un po' di novità all'interno di un brano, no, sono quasi tutti uguali, e questa purtroppo è una tristezza, sì, è vero. Ragazzi, saremo in chiusura, visto che comunque la chiacchierata è volata, il tempo è volato. Ovviamente con l'impegno di ritrovarci presto. Ecco l'estate, ricordo ancora una volta Riccardo Ruiu e Maurizio Rossi. Merda per voi e per il brano, ovviamente. Devo dire ancora una cosa però, prima di chiudere. Parlando appunto del contesto che abbiamo fatto adesso, come mai i dischi di una volta, quelli di oggi, volevo ringraziare la nostra etichetta, la Multiforce, ce l'ho qua il timbro qua, no? Di Tiziano Giupponi, perché lui non ha battuto ciglio. Quando gli è stato proposto l'ha accettato, perché la sua etichetta, io lo seguo, io lo conosco da 30 anni, quindi sono anche amico, no? Però la sua etichetta, la cosa che mi piace, non sarà blasonata, famosa, però quello che ha dentro è tutta roba di qualità, di tutti i generi musicali. A lui, sì, il mercato lo segue, ma non gliene frega niente. Lui guarda il brano, se gli piace lo prende, punto e basta. Poi è quello che conta, no? Cioè, e poi lavora bene. Quindi volevo ringraziare il Tiziano e la Multiforce, perché ha creduto nel progetto e ci ha accolti nella sua famiglia. Poi vedremo in futuro cosa succederà, ma adesso è così, quindi grazie Cristiano, ecco. Ci accodiamo ai ringraziamenti, ovviamente. Allora ragazzi, ancora merda, ci rivediamo presto. Ringrazio ovviamente tutti voi come sempre che ci avete seguito, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere, anche di seguire anche le pagine di Maurizio e di Riccardo, anche per vedere, seguire le novità. Per Effetto Sera, prossimo appuntamento sempre 19:30. Ciao a tutti, buona serata. Grazie per l'invito Fabrizio, ciao Maurizio. Ciao.